L'associazione sportiva Torre di Monterosso denuncia la gravità della situazione a seguito dell'incendio che ha interessato la contrada marinara delle Pergole nel comune di Realmonte domenica pomeriggio. L'evento ha messo a rischio numerose abitazioni estive e persone, evidenziando la criticità della mancanza di copertura di rete telefonica che ha completato le operazioni dei vigili del fuoco. Questa non è la prima volta che la zona marinara registra problemi di comunicazione con i soccorsi e riteniamo che sia giunto il momento di agire con determinazione. Chiederemo l'intervento di Sua Eccellenza il Prefetto affinché vengano adottati provvedimenti efficaci per risolvere questo grave problema di pubblica sicurezza. Pertanto l'Associazione Sportiva Torre di Monterosso esprime la sua preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, dei turisti e chiede che vengano prese misure urgenti per garantire una copertura telefonica adeguata in tutta la zona. Il Presidente Francesco Consiglio esprime la sua profonda preoccupazione per la sicurezza delle persone, ribadendo l'urgenza di un intervento immediato alle autorità competenti per prevenire situazioni analoghe per il futuro.